Bentornati a bordo della crociera della musica, arte e cultura napoletana. Oggi vogliamo parlare di cultura, ma non di quella che vi potreste aspettare, ovvero arte, storia, eccetera, bensì della cultura della sicurezza. Organizzare un viaggio, infatti, per le proprie vacanze è un momento di leggerezza, per vivere esperienze nuove o passare un periodo in totale relax. Però affinché tutto vada come desiderato, bisogna prestare attenzione da prima della partenza fino al ritorno a casa. Il viaggio è una cosa molto complicata. Molti pensano che fare un biglietto, fare un treno, fare cose, hai fatto il viaggio. No, il viaggio è composto da tante piccole sfaccettature e quindi se tu riesci a creare questo puzzle in modo lineare e in modo concreto, hai regalato un'esperienza e un'emozione alle persone. Quindi non si fa il viaggio si vive e tu ritorni a casa più carico e più ricco. Anzi, sui libri del turismo si dice che il turismo arricchisce chi lo fa e chi lo riceve, perché tu quando torni con delle emozioni che hai dentro di te e quindi ti hanno arricchito. Analizzare le destinazioni che vogliamo raggiungere, evitare aree che possono risultare pericolose e pianificare il viaggio nei minimi dettagli, magari scegliendo un'agenzia di viaggio affidabile o professionisti del settore. Questi sono alcuni degli aspetti da tenere bene a mente prima di mettere il biglietto in tasca e partire. Ma una volta partiti non è finita qui, serve prestare attenzione anche durante il nostro itinerario e nulla è complicato, ma un pizzico di premura in più non guasta mai. Naturalmente, nel caso specifico di una crociera, preziosi sono poi i consigli dell'equipaggio. Indipendentemente dai porti, in alcuni casi noi diamo delle informazioni che possono tenere in guardia i passeggeri rispetto a determinati problemi. Ci sono porti e porti e noi li informiamo in anticipo in modo tale che non possano incorrere in problemi. Abbiamo quindi capito che vivere in piena serenità la nostra vacanza non è assolutamente difficile, basta fare o decidere tutto con la giusta attenzione. Clementina Spinosa ce lo ricorda, noi l'ascoltiamo insieme e ci vediamo alla prossima puntata. Infatti, oltre ad avere i consigli del comandante, di tutto quello che è lo staff, noi cerchiamo di procedere con delle operazioni semplici in modo tale che può chiunque venire in crociera comportarsi secondo quelle che sono le regole fondamentali della crociera, ma soprattutto divertirsi in crociera con educazione, ma soprattutto con rispetto di quello che è l'ambiente e rispetto di quello che sono le regole di convivenza sociali.